domenica, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Via alle partenze, per chi può, in questa ultima domenica di luglio. Palermo anche oggi con il bollino rosso per il gran caldo è sempre nella morsa dell'immondizia. Rifiuti ovunque e dalla settimana prossima raccolta ulteriormente ridotta. Crisi idrica, da domani nuova protesta a Palermo della Coldiretti che al TG Sicilia chiama in causa la mala politica. Nella piana di Catania colpite soprattutto le piante di arance, esportazione d'eccellenza che rischia il completo azzeramento. A Sferro la prima puntata della nostra inchiesta. A Catania pulizie e controversie. A 5 giorni dall'ultimo lancio di cenere dell'Etna la situazione resta critica nella zona Ognina-Picanello e le lamentele dei cittadini non si placano. Tutta Furcisicuro alla marcia silenziosa per Lorena 40, vittima di femminicidio 4 anni fa. La Cassazione ha da poco annullato l'ergastolo al fidanzato reo confesso. Anche il ragusano Gabriele Dovis alla maratona per tutti il 10 agosto alle Olimpiadi di Parigi. Una volta obeso, oggi Gabriele è simbolo di volontà, esempio per tutti noi. Ad Agrigento, affascinante mostra sui dipinti tesori d'Italia, curata da Pierluigi Carofano e Vittorio Sgarbi, introduce le manifestazioni della capitale della cultura. Calcio, solo un gol per il Catania in amichevole contro una squadra d'eccellenza, cessioni dei giocatori in esubero e innesti nel reparto avanzato, le priorità sul mercato. Il Palermo fa i conti con i mal di pancia di Brunori, l'attaccante vuole andare via, ma al momento non sono arrivate offerte concrete. Bentrovati, ultima domenica di luglio, via al grande esodo per chi può. Palermo, anche oggi bollino rosso per il super caldo, è ancora nella morsa dell'immondizia, rifiuti ovunque e dalla settimana prossima la situazione potrebbe addirittura peggiorare ancora. Marco Gullà. L'ultima domenica di luglio apre al grande esodo verso le vacanze estive. Tantissimi siciliani che si sono messi in viaggio verso le località balneari della nostra isola in una giornata di grande caldo, soprattutto nella fascia interna. In molti cercano refrigerio al mare. Traffico e lunghe code nelle strade isolane. Palermo, nel frattempo, accoglie così i turisti con montagne di rifiuti. Queste immagini arrivano dal quartiere Zisa, ad un passo dal castello che fa parte del percorso arabo-normanno e quindi meta di tantissimi visitatori. L'immondizia sovrasta strade e marciapiedi, una cartolina più che grigia. Emergenza che nei prossimi giorni potrebbe diventare acuta se non estrema. La RAP infatti non può più garantire lo straordinario per mancanza di fondi e allora i doppi turni di raccolta che avevano quantomeno garantito un minimo decoro in determinati quartieri non ci saranno più. Le ferie e la mancanza di personale fanno il resto. Si prospetta un agosto caldo tra immondizie e cattivo odore che accoglierà i tanti turisti che arriveranno nel capoluogo siciliano. Dal centro alla periferia, cartoline della vergogna dovunque c'è immondizia non raccolta. Nel frattempo la RAP incrementa il ricorso alle ditte private e il presidente Todaro dà il via ai corsi di formazione per l'assunzione dei primi 50 vincitori di concorso. Non basteranno, occorre altro per fronteggiare quella che ormai è un'emergenza ancestrale per la città di Palermo. Agricoltori e allevatori in ginocchio per la grave crisi idrica. Da domani nuova protesta a oltranza di Coldiretti davanti al Palazzo della Regione. Dopo la manifestazione dello scorso maggio le nostre richieste sono rimaste inascoltate, lamenta al TG Sicilia il vicepresidente Gibiino. Emanuela Corsi. Non si placa il malcontento nel settore dell'agricoltura a causa della siccità. Pochi gli interventi in favore del settore che da mesi è in ginocchio e Coldiretti, dopo la grande manifestazione del 28 maggio scorso, torna a protestare. Da domani pomeriggio a Palermo centinaia di agricoltori staranno ad oltranza davanti alla presidenza della regione per chiedere tutti gli interventi rimasti inattuati. Innanzitutto il decreto legge sul contenimento della fauna selvatica. Abbiamo chiesto un tavolo politico con la presidenza appunto del Presidente della Regione, che è l'unica figura che ha la capacità di fare degli scostamenti di bilancio rispetto a quella che è la finanziaria regionale. Sappiamo le grandi difficoltà
che negli ultimi mesi e negli ultimi anni più che altro i consorzi di bonifica stanno vivendo. Soltanto con l'aiuto e con la regia appunto degli agricoltori si possono fare delle programmazioni di breve e lungo periodo. Una crisi, quella di oggi, che affonda le sue radici nella mancanza di interventi per decenni, opere rimaste incompiute e assenza di manutenzione in quelle realizzate. O non è stata mai completata, per esempio la messa in funzione in alcuni casi della diga di Lentini, che oggi sarebbe oro colato per tanti agrumicoltori della piana di Catania. Sono tutta una serie di elementi che praticamente sommati assieme, dovuta a una gestione di mala politica sino ad oggi, e avrebbero potuto mettere nelle condizioni oggi la Sicilia di avere delle migliori e dei quantitativi maggiori di riserva idrica. Ad oggi l'unica risposta ottenuta dalla Regione sono i voucher fieno per le aziende zootecniche, costrette addirittura ad abbattere il bestiame per mancanza di acqua e foraggio. Nella piana di Catania la crisi idrica colpisce soprattutto le piante di arance, esportazione d'eccellenza del Made in Sicilia, che adesso rischia il completo azzeramento. A Sferro la prima puntata della nostra inchiesta con Orazio Longo. Prima era così, ora è così. È il canale di quota 100 a Sferro nella piana di Catania, completamente secco. Certo, non piove e c'è molto caldo, ma la crisi idrica di portata eccezionale che sta attanagliando la Sicilia in questi mesi estivi non è solo figlia del clima torrido, ma di una gestione degli impianti di irrigazione vecchi e malfunzionanti che da più parti viene indicata come inadeguata. Inadeguata da anni. Il problema non è ora, il problema risale a 40 anni fa. Io ho ereditato l'azienda da mio padre e 40 anni fa avevamo gli stessi problemi. In 40 anni nessuno è riuscito a programmare delle opere, delle strutture che esistono, attenzione, esistono, ma sono malfunzionanti. Eccole le coltivazioni che non ci saranno nei prossimi mesi. I campi completamente aridi, il verde ha lasciato il posto al giallo, a sparire principalmente è la produzione delle arance, esportazione d'eccellenza del Made in Sicily. Il consorzio di bonifica non è in grado di dare l'acqua perché purtroppo gli invasi dove noi preleviamo l'acqua per irrigare è vuota. Noi qui irrighiamo dalla diga Pozzillo a Regalbuto, quindi la diga è completamente a secco, quindi non permetterà a tutti gli agricoltori, migliaia di ettari, di essere irrigati. Il livello economico di danno si può calcolare? La stima fatta dalla regione si aggira intorno a 2 miliardi di euro di danni. Il governatore Schifani spiega che la regione si sta impegnando non solo per arginare ma anche per risolvere i problemi strutturali. Nel lago Biviere di Lentini, nel Siracusano, è entrata in funzione la prima delle 2 pompe di sollevamento che permette un prelevo di circa 400 litri al secondo per acqua destinati ai terreni agricoli della piana di Catania. Ma davanti a un paesaggio simile, il futuro roseo è lungi dal venire. A Catania città, pulizia e controversie. A 5 giorni dall'ultimo lancio di cenere dell'Etna, la situazione nella zona Ognina-Picanello resta critica e le lamentele dei cittadini non si placano. Marco Carli. Una domenica con la cenere, una frase che può forse dare il senso. Zona di Catania in cui vai e lamentela che trovi, fra tombini intasati, sacchi di cenere che si mischiano con la spazzatura e problemi per la circolazione di mezzi e pedoni. Qui siamo nella zona di Ognina, Picanello, via De Caro, via Fiume, via Policastro, parte della circonvallazione. L'8 in cui per la cenere, lo spazzamento e la raccolta dei sacchi sono affidati ad un'azienda e la pulizia straordinaria ad un'altra. Tutto un caos, ci è stato detto magari di togliere tutte le macchine creando un caos allucinante perché non sapevamo manco dove metterle. All'ultimo la spazzatrice è passata, chi l'ha fatta, chi non l'ha fatta, strade che non esistono neanche nell'elenco, le persone si sono ritrovate con scopo e paletta per togliere tutto loro e non mi sembra giusto magari in una città fare questo tipo di servizio. Chi fa da sé fa per 3 insomma, ma il problema resta. Hanno iniziato dalla via De Caro, che sono passato di notte e ho visto i macchinari, ma poi arrivato a un certo punto si sono fermati e ad esempio qua in via Fiume neanche sono passati. Inoltre dal 24 ad oggi nessuno è ripassato a mettere un'affissione dicendo sai qual è stato il motivo perché non è stata fatta la pulizia, come mai. E il pericolo c'è perché con i marciapiedi pieni di terra le persone, anche quelle più anziane, possono scivolare, possono farsi male. Le persone che hanno i bambini piccoli e camminano col passeggino rimangono bloccati sulla sabbia, come fanno queste poverine? No, non è normale così, bisogna risolvere in fretta, ecco. Nel ricordo di Lorena 40, vittima di femminicidio 4 anni fa,
Grande partecipazione ieri sera a Furcisiculo per la marcia silenziosa promossa dal Centro Antiviolenza Al Tuo Fianco con il patrocinio del Comune di Furci. Francesco Triolo. Una marcia silenziosa per tenere viva la memoria di Lorena 40, vittima del femminicidio avvenuto il 31 marzo 2020 a Furcisiculo, nel Messinese. È stata grande la partecipazione all'iniziativa del Centro Antiviolenza Al Tuo Fianco Onlus dopo le motivazioni della Cassazione che ha annullato la condanna all'ergastolo per il fidanzato reo confesso Antonio De Pace. Ieri sera nella cittadina della Riviera Ionica, dove i due vivevano, c'è stata tanta partecipazione popolare, centinaia di persone alla presenza dei genitori e la giovane che si stava per laureare in medicina all'Università di Messina. Una marcia che dall'appartamento di via delle Mimose, in cui Lorena 40 fu uccisa, ha percorso le vie del paese sino alla panchina rossa sul lungomare a lei dedicata. Erano presenti i sindaci del comprensorio ionico, a partire dal primo cittadino di Furci, Matteo Francilia, e il sindaco di Favara, dove era nata Lorena 40, Antonio Palumbo, in un momento in cui da ogni parte d'Italia si levano voci di indignazione contro la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione. Nel femminicidio di Lorena 40, ha spiegato la presidente del Centro Antiviolenza, Cettina La Torre, abbiamo organizzato una manifestazione di sensibilizzazione proprio a Furci, nel luogo dove Lorena è stata ammazzata, perché siamo vicini a tutte quelle donne che in situazioni simili vivono un momento di sfiducia nella giustizia e che potrebbero essere scoraggiate alla denuncia. È morta per un malore mentre nuotava nel mare di Finale di Pollina, nel Palermitano, Daniela Lombardo, 52 anni, sorella gemella di Vincenzo Lombardo, giornalista e consigliere generale dell'INPGI. Una carriera, la sua, nel mondo della finanza a Parigi, dove risiedeva da 23 anni. Le nostre condoglianze alla famiglia. Un catanese ragusano di adozione alla maratona per tutti dei Giochi Olimpici di Parigi il 10 agosto. È invitato dal comitato per la sua storia. Si chiama Gabriele Dovis ed è simbolo di chi ce l'ha fatta. Veronica Barbarino. Correranno in 20.000 e 24 il 10 agosto a Parigi alla maratona per tutti dei Giochi Olimpici. Tra i partecipanti con la doppia pettorina, quella di ambasciatore e runner selezionato, sfiderà nuovamente se stesso il ragusano Gabriele Dovis. La sua storia ci insegna che tutto è possibile, basta volerlo. Gabriele infatti nel 2021 pesava 130 kg. Carico un'applicazione con un coach virtuale che mi consiglia come primo allenamento di correre per 20 minuti continuativi. Non ci riesco, non riesco a raggiungere questo risultato, ma proprio questa cosa mi motiva a superarmi, quindi a raggiungere questo primo obiettivo e anzi a darmene uno in quel momento impensabile e raggiungibile, e cioè quello di correre la maratona di New York. Tagliato il traguardo nella Grande Mela nel 2023 e di altre difficoltose maratone, la prossima settimana volerà a Parigi per calpestare la rotta olimpica di 42 km. Ho avuto la fortuna di essere selezionato per aver superato delle sfide e in più di essere stato anche invitato in virtù della mia storia, che può ispirare altre persone a migliorarsi. Infatti il Comitato Olimpico ha creato questo progetto proprio per lanciare forte e chiaro in tutto il mondo che lo sport fa bene, che lo sport è benessere, che va ad abbracciare sia l'aspetto fisico che mentale delle persone. La sua storia di possibile ispirazione per molti è adesso alla base di un progetto. Si chiama Run Acceptable, che è un gioco di parole tra running e unacceptable, quindi impossibile, inaccettabile che tu possa correre, destinato a salvare altre persone. Quindi così come sono riuscito a cambiare il mio modo di vivere, posso aiutare altre persone a ritrovarsi e magari a darsi dei nuovi obiettivi, dei nuovi stimoli, accompagnando loro stessi a tagliare il traguardo della maratona di New York tra un paio d'anni. Complimenti anche per l'esempio. Passiamo ad altro. Sono almeno una cinquantina le tartarughe caretta caretta nate sulla spiaggia di Realmonte nell'Agrigentino. Eccole qua, guardate che piccole, deliziose. Al 60° giorno della deposizione delle uova è iniziata la schiusa, alla quale hanno assistito in tanti, affascinati. L'associazione ambientalista Mare Amico, che ha tenuto costantemente d'occhio il nido, ha documentato con questo video e con foto, con altra documentazione, questo autentico miracolo della natura. Realmonte, nell'Agrigentino.
Recito Plauto nella sua attualità, racconta Emilio Solfrizzi, l'attore e il regista, è stato il protagonista dell'appuntamento di chiusura del Mythos Festival di Troina. Orazio Longo. Il nostro concorrente anfitrione sta giocando una partita straordinaria. Un anfitrione col volto e la regia di Emilio Solfrizzi. La commedia di Plauto ha chiuso la quarta edizione del Mythos Troina Festival. L'attualità dell'autore latino si legge ancora tra i suoi testi, spiega Solfrizzi. Questa è una delle opere più divertenti che ha scritto Plauto, almeno di quelle che certamente gli sono attribuite. Ti dico la verità, anfitrione, io sono ubiquo. No, tu sei ubriaco. È una cosa buona? No, non è una cosa buona. I messaggi che ci lascia Plauto sono tantissimi. Per esempio potremmo parlare dell'influenza degli dei sulle vicende umane, trasportato ai nostri giorni. I potenti, gli dei di oggi potrebbero essere gli influencer, i politici, gli imprenditori tecnologici. Pensate ad Elon Musk, che attraverso le loro azioni influiscono sulla nostra vita e noi purtroppo non possiamo fare molto, e quindi questo gioco tra potere e umanità è sempre esistito. In coda al festival, oltre Mythos, che prevede 2 eventi speciali, il 2 agosto Stefano Massini e il 10 agosto Cinzia Macchiagnano nelle Metamorfosi. Torniamo ad Agrigento. È stata inaugurata a Villa Aurea, nel cuore della Valle dei Templi, la mostra I Tesori d'Italia, i grandi capolavori dell'arte, curata da Pierluigi Carofano e Vittorio Sgarbi. Davide Sardo. 60 opere di grandi artisti originari di 19 delle 20 regioni italiane, attivi dal 1400 ad oggi, sono esposte ad Agrigento, capitale italiana della cultura, per l'anno 2025. La mostra I Tesori d'Italia, i grandi capolavori dell'arte, è allestita a Villa Aurea, nella Valle dei Templi, uno dei siti archeologici più importanti d'Italia e patrimonio dell'umanità UNESCO. I curatori sono il professor Pierluigi Carofano e Vittorio Sgarbi. Questa è l'Italia, l'Italia dell'Abruzzo, l'Italia del Friuli, qui vediamo il volto di Pasolini, l'Italia della Lombardia, del Piemonte, dell'Emilia Romagna, della Puglia, del Molise. Tutta questa varietà diventa l'unità nazionale a cui soccorre una capitale temporanea, Agrigento. Quindi il rapporto tra Agrigento e questa raccolta è il rapporto tra il luogo dove è nata l'Italia e l'Italia unita. Realizzare una mostra di ampio respiro che collega l'Italia dal sud sino al nord e che riguarda il mondo della cultura è uno dei biglietti da visita importanti per far sì che da questo momento in poi Agrigento diventi una città culturale da far conoscere assieme a tutto il patrimonio che riguarda non solo la città di Agrigento ma che riguarda la sua provincia. La mostra, prodotta dal Consorzio Progetto Museo e patrocinata dal Ministero della Cultura, si protrarrà 18 mesi fino a dicembre 2025. È il momento della nostra pausa, tra poco per il calcio la vittoria del Catania in amichevole con un solo gol e in casa Palermo i mal di pancia di Brunori. State con noi. Siamo al calcio e il Catania vince 1-0 in amichevole con una squadra d'eccellenza. Si lavora per trovare il ritmo quando mancano 6 giorni all'esordio ufficiale in Coppa Italia. Marco Carli. Sappiamo che ancora c'è tanto da lavorare, manca ancora tanto qualcosa per alzare il livello della squadra in ogni reparto, però sta procedendo bene, Dio. Le parole di Toscano, allenatore del Catania, raccontano le prime 2 settimane di lavoro dei rossazzurri. Ritmo da trovare, come inevitabile. Un mercato che condiziona perché, come ribadito dall'allenatore, servono nuovi innesti, soprattutto davanti. Lo dice anche l'allenamento congiunto che ha chiuso le prime 2 settimane di lavoro dei rossazzurri in ritiro. Con il Montegranaro, squadra marchigiana di eccellenza, è finita solamente 1-0 con un gol in apertura propiziato da 2 nuovi elementi. Anastasio crossa dalla sinistra e Luperini si inserisce ribadendo in rete. Poi tanta attenzione alla circolazione del pallone,
Barcellona e alla volontà di migliorare nel gioco. I carichi di lavoro condizionano, come di norma accade nelle prime fasi di ritiro. Davanti a un nutrito gruppo di tifosi etnei, Toscano nel suo 3-4-2-1 ha utilizzato 13 giocatori nella sgambatura, con Popovic presto in campo per sostituire D'Andrea colpito al ginocchio. I possibili partenti, e ce ne sono tanti dopo Cicerelli che è andato alla Ternana, hanno assistito alla gara dall'area spogliatoi. Ripeto, ancora c'è tanto da inserire, tutto in organico, perché in tanti ruoli e nei reparti dobbiamo alzare il livello, continuare a crescere giorno dopo giorno. Prima dell'esordio in Coppa Italia con la Carrarese, un altro test mercoledì contro i Parigrado del Pineto. Matteo Brunori sempre più lontano dal Palermo. L'attaccante vuole andare via, ma al momento per lui non sono arrivate offerte concrete. A un passo invece l'esterno offensivo Apua, Marco Gullà. Un forte mal di pancia è quello che in questo momento ha l'attaccante Matteo Brunori, ormai in rotta con il Palermo. L'attaccante non ha giocato l'ultimo test amichevole contro il Leicester ufficialmente per un affaticamento muscolare, ma dietro c'è ben altro. Brunori vuole cambiare maglia e lo ha fatto intendere anche nel corso del ritiro a Livigno. Il numero 9 rosanero ha anche parlato alla società esprimendo la volontà di voler giocare in Serie A, ma poche offerte sono arrivate, soprattutto nessuna società in questo momento può spendere la cifra richiesta dal Palermo, circa 7 milioni di euro. In tutto questo il club rosanero attende di capire se puntare su Brunori o valutare l'ingaggio di un altro centravanti, e al momento l'idea potrebbe essere quella di arrivare a Anzola in uscita dalla Fiorentina. Intanto è ormai vicinissimo l'arrivo dell'esterno offensivo Apua, in arrivo dal Nantes in settimana. L'ufficialità: Palermo che proseguirà gli allenamenti a Manchester, poi sabato amichevole contro l'Oxford City. Agrigento con turni per avere un po' d'acqua una volta alla settimana. In provincia anche ogni 10 giorni. Navi cisterna militari che arrivano in soccorso. Sempre più grave la crisi idrica anche nel Nisseno e nell'Elnese. Coldiretti da domani, abbiamo visto, sarà di nuovo davanti alla regione. Avete sentito dell'ecatombe di Aranceti nella piana di Catania. E intanto l'impianto di Pantano d'Arci, che produce 3.000 litri al secondo, li spreca in mare. E poi dighe che non si sfruttano, tubature rotte e non rimesse a posto da anni. Così non si può andare avanti. È vero che questa è l'estate più calda di sempre, che non piove da quel dì. Occorre però reagire. Bisognava farlo prima, anni fa, e non è stato fatto nulla. Anche quest'anno occorreva metterci mano in tempo, ma la situazione non è cambiata. La cabina di regia a Palermo arranca, ci vuole ben altro, occorrono di sicuro stanziamenti da Roma, cospicui, non gli spiccioli di cui sentiamo parlare, ma è pure necessario che ognuno faccia la sua parte, compresi i comuni, cui il ministro Musumeci ha ricordato che, Agrigento compresa, hanno speso solo il 30% del 1,2 miliardi già stanziato proprio per la crisi idrica. Ci fermiamo qui, TG Sicilia torna alle 20, grazie e ancora buona domenica.